Tutti siamo davanti all'ospedale. Buongiorno a tutti, siamo davanti. Adesso l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, dunque ripartiamo da qui, ripartiamo in diretta e allora ci colleghiamo subito con Filippo Fois, riprendiamo dunque il discorso, riprendiamo questo lungo racconto dell'emergenza coronavirus con te Filippo Fois e ripartiamo, mi vedi? Mi senti? Io ti vedo. Sì. Benissimo. Sì, ti sento benissimo. Allora, tu sei davanti alla sede regionale della Protezione Civile dove è in corso una nuova riunione in attesa di capire cosa verrà deciso dal Consiglio dei Ministri straordinario. Ripartiamo però focalizzandoci su Mira. Allora raccontaci, per chi si fosse messo in collegamento adesso con il nostro telegiornale, un po' cosa è accaduto, la novità di oggi, purtroppo appunto un contagiato veneziano. Esatto, e il grosso naturalmente, come è stato raccontato nei nostri telegiornali, si trova a Vo Euganeo, però c'è anche una persona di Mira che si è presentata al pronto soccorso con una forte sindrome influenzale, dopodiché è stato trasferito a Padova, in effetti è risultato positivo al coronavirus. Anche in questo caso, come nel caso di Vo Euganeo, non si tratta di un caso di una persona che abbia avuto, che fosse intanto proveniente dalla Cina e men che meno avesse avuto contatti con persone che potevano destare qualche sospetto. Si trova ricoverato a Padova, le sue condizioni non sarebbero buone secondo quello che si è appreso. Naturalmente ha destato una certa preoccupazione il fatto che poi quest'uomo fosse stato trasferito prima a Dolo, fosse passato anche poi per il pronto soccorso di Mira, per cui fosse venuto a contatto con molte persone e in queste ore tra l'altro si stanno facendo tutte le verifiche del caso con i suoi parenti e la sua cerchia più stretta di amici. Noi abbiamo avvicinato il sindaco di Mira proprio all'uscita da uno dei tanti vertici che ci sono stati qui nella sede regionale, sentiamo cosa ci ha detto. Si chiederà insomma a chi ha dei sintomi lievi di restare a casa, di contattare il proprio medico curante e poi avremo l'intenzione di distribuire del gel insomma, contro i microbi nei principali luoghi di aggregazione. Ecco, una raccomandazione quindi magari in questa fase di evitare i luoghi più affollati, ma non ci sarà una quarantena. Al momento non saranno adottati provvedimenti drastici a Mira, il primo comune della città metropolitana di Venezia ad aver registrato un caso di coronavirus. Si tratta di un 67enne che accusava sintomi di una forte forma influenzale. Ricoverato a Dolo, è stato poi trasferito a Padova. In questo, come in altri casi, si sta cercando di ricostruire dove e da chi possa essere arrivato il contagio, oltre ad essere state avviate tutte le procedure nei confronti di chi è stato a contatto con l'uomo. Ci sono chiaramente degli accertamenti in corso che riguardano i familiari e i rapporti più stretti, questi sono di competenza ovviamente delle autorità sanitarie che li stanno già facendo, coordinati anche con le altre forze dell'ordine. A Mira al momento nessuna quarantena dunque, ma naturalmente le decisioni sono legate all'eventuale evolversi del contagio. Per questo si chiede ai cittadini di seguire tutte le raccomandazioni del caso, ma anche di non farsi prendere da inutili allarmismi e mantenere la serenità. Le scuole sono già chiuse da calendario, quindi da questo punto di vista non vengono presi dei provvedimenti particolari, però la situazione è in evoluzione e quindi resteremo d'accordo e in contatto con l'unità per prendere, se serve, ulteriori provvedimenti. Le misure di cautela sono le buone abitudini, lavarsi bene le mani, non frequentare in questo momento luoghi affollati e se si hanno dei sintomi anche influenzali, perché alla fine questa è un'influenza, restare a casa e contattare il proprio medico di base.
Ecco, l'avete sentito dalle parole del sindaco, insomma si chiede anche ai cittadini di fare la loro parte, naturalmente da parte delle istituzioni ci saranno tutti i provvedimenti del caso, però è importante che anche ognuno di noi dia il suo piccolo contributo a fermare e evitare la diffusione del contagio. Una notizia che è arrivata poco fa è che per quello che riguarda la Regione è stata convocata la conferenza dei capigruppo in Consiglio regionale, il Presidente della Regione Luca Zaia e l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarini incontreranno quindi i rappresentanti di tutti i partiti che siedono in Consiglio regionale per riferire gli avvenimenti di queste ore e anche quelle che saranno le decisioni che verranno prese. La comunicazione è arrivata dal Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti. Con questo per ora da Margherita è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois, ovviamente se ci sono interventi, se qualcuno esce dalla nuova riunione facci sapere, stiamo anche cercando di capire se esce qualche notizia dal Consiglio dei Ministri straordinario. Allora, proprio da qui ripartiamo, proprio dalla lunga giornata del vertice fiume di Marghera per riannodare le fila di un'emergenza coronavirus che ha riguardato tutto il Veneto. Peraltro mi ha chiamato anche il Capo dello Stato e quindi voglio ricordare il Capo dello Stato chiamato chiedendo informazioni rispetto alla condizione del Veneto. Ho parlato lungamente col Capo dello Stato. Filo diretto tra il Presidente Mattarella e il Governatore Zaia nelle ore della grande emergenza in Veneto, con la riunione fiume dell'unità di crisi nella sede della Protezione Civile regionale a Marghera, presente il Ministro Federico D'Incà, da Roma in teleconferenza anche il Premier Conte. Qui la contabilità si è aggiornata di ora in ora. Alle 17 il bollettino ufficiale parla di 12 contagiati in totale, 11 di questi solo a Vo Euganeo, uno a Mira, un uomo di 67 anni che è stato portato dall'ospedale di Dolo a Padova, come confermato dallo stesso Zaia. Il paziente di Mira è in terapia, è in rianimazione, scusate, all'azienda ospedaliera. Una situazione fluida con la richiesta di Zaia all'esecutivo di procedere in maniera unitaria a livello nazionale. Di fronte a un'emergenza planetaria ogni misura locale rischia di essere totalmente inefficace. Noi abbiamo chiesto, siamo dell'idea che l'approccio debba essere uniforme su tutto il territorio nazionale, che ci sia comunque la possibilità di garantire la salute ai cittadini e che vengano adottate delle linee guida nazionali uniformi. Tanto è vero che adesso stanno lavorando sulla base anche di nostre proposte a delle linee guida nazionali. A confermare le intenzioni del governo il ministro D'Incà. Abbiamo deciso di intervenire con delle linee guida che sono in scrittura in questo momento e poi chiaramente con tutte le azioni per interrompere la diffusione dell'influenza del coronavirus, cercando appunto di monitorare al meglio, di operare tutta la parte degli screening che in questo momento sono molto importanti e cercando anche di tranquillizzare le persone, perché è molto importante cercare di non creare panico perché in questo momento la situazione è sotto controllo. E in attesa dei provvedimenti ci si interroga sui grandi eventi. A Padova come a Vicenza i sindaci hanno annullato le manifestazioni per il Carnevale, in bilico quelli della Marca, ma gli occhi sono rivolti inevitabilmente a Venezia. Questo lo stiamo decidendo, affrontando, però io ho chiesto che sia affrontato con linee guida ufficiali. Inutile che stiamo qui a decidere che il Carnevale non va bene e poi facciamo la partita con 80.000 persone. Chiuse invece per una settimana le università del Veneto. Ricordo che i rettori mi comunicano che chiuderanno la prossima settimana l'università, quindi chi doveva fare lezione non fa lezione, chi doveva fare solo esami come nel caso di Padova si spostano di una settimana. Sì, l'Università del Veneto sì. A livello sanitario restano le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità con le misure precauzionali supplettive della Regione comunicate a tutti i soggetti pubblici. Questo abbiamo aggiunto che in tutti i punti di negozi, supermercati, palestre eccetera siano disponibili le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, perché questa è la principale misura che limita la diffusione dell'infezione. Per questo abbiamo con Azienda Zero fatto degli ordini straordinari, quindi i comuni avranno il supporto delle aziende ULSS per disporre di questo tipo di soluzione. Aumentati anche gli ordini di test e di tamponi, nonché dei dispositivi di protezione individuale in uso al personale sanitario, chiesta la reperibilità dei medici di base. Noi abbiamo detto che tutti coloro che dovessero avere sintomi respiratori importanti
non viene considerata solo l'influenza, ma come diagnosi differenziale anche il test per il coronavirus. Invece, se dalle indagini epidemiologiche venissero rilevati dei contatti che si trovano dentro o fuori dal territorio, questi verranno indagati, quindi niente verrà lasciato, inesplorato. Se da un lato l'appello è quello a evitare il panico, dall'altro il rischio di mandare in tilt gli ospedali è concreto. Dobbiamo avere una gestione perfetta, perché la mole di richieste potrebbe essere tale per cui vanno in tilt gli ospedali. Prova ne sia che abbiamo chiesto di mandare infettivologi a Padova, perché in questo momento Padova è presa d'assalto per il tema dei tamponi. Allora, prima di vedere quanto accadrà a Venezia per il Carnevale nel servizio di Lorenzo Maier, due aggiornamenti. Intanto avete sentito la telefonata, lo ha detto il governatore Zaia durante la riunione, poi è arrivata una nota nel pomeriggio con il Capo dello Stato che ha scritto: sono vicino a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti di comprensibile ansia, rivolgo un pensiero alle due vittime ed esprimo solidarietà ai loro familiari. Confido che senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace risposta a tutela della salute dei nostri concittadini, ha proseguito Mattarella, e poi ha detto: desidero esprimere riconoscenza ai medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne, agli uomini della protezione civile e delle forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando con generosità. Quindi il grazie del Capo dello Stato. Per quanto riguarda invece la notizia della chiusura dell'università, una nota più precisa ancora dell'Università Ca' Foscari in questo caso. L'Università Ca' Foscari sospenderà le lezioni e gli esami in tutte le sedi dal 24 al 29 febbraio compresi. Biblioteche e aule studio saranno chiuse da domani al 1° di marzo. Lo ha comunicato il rettore Michele Bugliesi, secondo le indicazioni regionali. Per il personale docente e non docente le attività si svolgeranno regolarmente, fatte salve le ordinanze locali che vincolino eventualmente la mobilità delle persone. Questo per quanto riguarda Ca' Foscari. Dicevamo però, occhi puntati sul Carnevale, non sono mancate nella giornata di oggi le richieste al prefetto e al sindaco di Venezia di valutare la possibilità di sospendere il Carnevale di Venezia, ma il Carnevale di Venezia va avanti e prosegue. Allora vediamo il servizio di Lorenzo Maier. Il caso di coronavirus in provincia irrompe come una saetta anche su quello che doveva essere il carnevale più bello del mondo, a Venezia. Per primo è stato l'avvocato veneziano Francesco Mario Delia del Comitato Utenti Consumatori Lido a chiedere la sospensione in via precauzionale del carnevale in Laguna. Il presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano, Giovanni Andrea Martini, ha chiesto formalmente che la festa sia interrotta. In questo senso sono andate anche le prese di posizione di Sara Wisman, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, e per arrivare ai comitati cittadini anche Fabio Mozzato, residente a Venezia, attivo sulla mobilitazione antismog, in particolare del Rio Novo. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha però risposto in modo chiaro, ribadendo che eventuali misure cautelative devono essere uniformi in tutto il paese e sono perciò demandate al ministro Speranza. Dunque il Carnevale di Venezia andrà avanti come da programma. Nel pomeriggio Cristian Ghedina, testimonial del volo dell'Aquila dal campanile di San Marco, si è presentato ai giornalisti dal grande palco in piazza San Marco e l'arrivo a Venezia del grande discesista azzurro ha stemperato la tensione. Rimarranno invece chiuse da lunedì, fino a data da destinarsi, tutte le università del Veneto, comprese Ca' Foscari e IUAV di Venezia. Lorenzo Maier dunque ha ribadito la chiusura delle università, ma appunto il Carnevale va avanti. Avete sentito Cristian Ghedina sarà il protagonista del volo dell'Aquila domani a Venezia. Nel frattempo invece lo sport si ferma a causa del coronavirus, rinviate alcune partite di calcio, tutte quelle di volley dalla Serie B in giù, compresi i giovanili, tutte quelle di basket dalla Serie C in giù e giovanili, e il rugby regionale, compresi i giovanili, dopo appunto le notizie delle ultime ore. Quindi come vedete ci sono scelte diverse sulle manifestazioni pubbliche. Questo certo non aiuta un po' queste decisioni a macchia di leopardo sulla sospensione o meno delle manifestazioni dove c'è presenza di molta gente.
Torniamo a Schiavonia per un aggiornamento dall'ospedale di Schiavonia con il nostro Ferdinando Garavello. Prima ci hai documentato la consegna in qualche modo difficoltosa e preoccupata del cibo alle persone che sono ancora dentro all'ospedale. Adesso com'è la situazione, Ferdinando? Allora, c'è una novità molto importante perché cominciano a uscire gli operatori medici che erano all'interno dell'ospedale. È stato dato il via libera, escono alla spicciolata, escono quasi tutti da dietro in macchina, quindi è letteralmente impossibile fermarli, ma noi siamo riusciti a parlare con una donna, non sappiamo se un medico o un'operatrice, cambia poco perché comunque è una persona che aveva passato le ultime 24 ore all'interno dell'ospedale, era visibilmente provata, stanca, ma ci ha detto di non essere mai stata spaventata, quindi vuol dire che ci ha detto anche che insomma il clima all'interno della struttura ospedaliera non è affatto di paura, c'è ovviamente apprensione, era molto stanca, se n'è andata a casa, le abbiamo chiesto se aveva voglia di stare con noi qualche istante per una dichiarazione, ha detto che non se la sentiva, però ci ha raccontato tutto, ci ha detto che aveva fatto il tampone, era risultato negativo, non aveva mai avuto paura e come lei le persone che erano con lei era in un reparto molto vicino a quelli in cui si sono verificati i casi di coronavirus, è andata a casa e presumibilmente rimarrà in quarantena fiduciaria fino allo scadere dei giorni. Poi, come abbiamo detto in precedenti collegamenti, l'ULSS incomincia a richiamare medici che erano presenti nei giorni scorsi, anche medici che erano stati a contatto nei reparti interessati dalla diffusione del coronavirus e che erano in quarantena, cominciano a richiamarli qui, l'abbiamo detto prima, quindi qualcosa si muove. Cerchiamo di intercettare qualcuna delle persone che escono, naturalmente nel rispetto della loro situazione, della loro stanchezza, anche perché, ripeto, è gente che è rimasta un giorno intero all'interno di un ospedale, non è facile. E qui abbiamo qui vicino un parente, immagino, vediamo se riusciamo a raggiungerlo, vi portiamo via davvero pochi istanti, se Francesco viene con me, non so se ci parlerà, lo vediamo in attesa, pensiamo che stia aspettando qualcuno. Signora, lei sta aspettando qualcuno che è all'interno dell'ospedale? No, devo consegnare questa borsa a uno che purtroppo sta chiuso qua dentro ieri, che gli era in visita. Ah, quindi una persona che era in visita non ha un cambio, lei gli sta portando un cambio di vestiti. Esatto. Ecco, vedete, ringraziamo il Signore per la cortesia e qui è tutta la giornata che vediamo persone che arrivano con borse da lasciare a qualcuno che è dentro perché non hanno neanche da cambiarsi, la biancheria, qualcosa da potersi mettere di fresco, di nuovo. Quindi per il momento da qui è tutto, cerchiamo di capire se uscirà qualcuno in grado di scambiare qualche parola con noi, vi restituisco la linea. Ci riaggiorniamo nel telegiornale di Treviso fra pochissimo, adesso la pubblicità, poi gli ultimi aggiornamenti. Rieccoci in diretta, il tempo prima di lasciarvi al meteo di un aggiornamento che riguarda una fake news, purtroppo ne abbiamo sperimentate durante le emergenze, soprattutto lo ricorderete con la tempesta Vaia. La direzione sanitaria dell'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda, siamo in provincia di Verona, ha annunciato la presentazione di una denuncia contro ignoti per procurato allarme legato al coronavirus. La denuncia, hanno precisato all'ANSA fonti dell'ospedale gardesano, è stata decisa dopo la diffusione di un messaggio vocale di una donna diventato virale su WhatsApp, nel quale si parlava di 2 ragazze straniere ricoverate a Peschiera con contagio da coronavirus, con la raccomandazione di diffonderlo e avvisando di non presentarsi all'ospedale ma di chiamare l'ambulanza. Questo messaggio è un falso, quindi ha creato allarme, quindi la direzione dell'ospedale presenterà una denuncia contro ignoti contro questo falso che ha procurato e generato purtroppo allarme e purtroppo gli imbecilli in questo caso continuano a manifestarsi anche in situazioni davvero delicate come questa. Adesso il meteo e poi di nuovo emergenza coronavirus, vi parleremo anche ovviamente della situazione a Treviso. Benvenuti al meteo. Fase anticiclonica con tempo stabile e clima mite, temperature decisamente di stampo primaverile. Il dettaglio di domenica 23 febbraio.
Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, il cielo, vedete, si presenterà al massimo poco nuvoloso, tuttavia non si escludono nubi basse e locali nebbie sulle aree pianeggianti solamente al mattino. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime invece tra 10 e 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sole su tutti i settori, addensamenti sulle zone alpine ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime invece tra 10 e 11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque con qualche nube solamente sui settori alpini di confine. Temperature minime fino a 4 gradi, massime addirittura tra 16 e 18 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.